Bene signori, rieccoci qui su The Last of Us Remastered. Allora, c'è questa qui, va bene. Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Bene, allora andiamo qui Va dietro. bene, Bill. Ok, mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta? Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ehi! Bel lavoro, ragazzina! Tutto troppo tranquillo, eh. Ok, dall'altra parte, a sinistra. Oh, merda. Tutto calcolato. Qui abbiamo questo, molto bene. Dall'altra parte, alla vostra sinistra. Oh, merda. Brutta merda! Oddio, no, no, via, via. Ah. Neanche questo ha funzionato. Ma ci sono... Ma scusa un attimo, ma non ci sono altre case da guardare? Parte, a sinistra. Tutto chiuso? Ah, no, devo eliminare quella lì per forza. Aspetta, qui c'è il mattone. Lo prendiamo, che non si sa mai. Dall'altra parte, alla vostra sinistra. Oh, merda. Cioè, ti ho sparato in faccia, ragazza. Dove sei? Dai. Siamo a posto! Torniamo al camion! Aspetta che ricarichiamo, che non si sa mai. Dobbiamo andare più veloci. Ah, c'è una mazza, lì non ho neanche Dobbiamo visto. arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Dietro quella casa. Verso destra. Dai, fatevi sotto. Da questa parte! Aiuto! Un attimo, arrivo. Una mano mi farebbe comodo! Sì, beh, ora. Se non è uno e l'altro, e ora. Devo rifarlo tutto? No. Dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Ehi, dietro la casa, alla vostra destra. Aspetta che qui c'è.
Ma, cioè, gli ho sparato 4 colpi, ancora non è morta. Ci vuole per forza il fucile a pompa di allora. Andiamo avanti un'altra volta. Dobbiamo andare più veloci. Dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Una parola. Dietro a quella casa, alla vostra destra. Cioè, ma... No, devo trovare un'altra soluzione, allora. Dobbiamo andare più veloci. Dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Gente, è dietro la casa, alla vostra destra. Venite qui. Cioè, scusa un attimo, ti ho sparato. E sei rimasto solo tu. Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Io ho visto una roba lampeggiare. Ah, un semplice mattone. Ah. Eh beh, macchina della polizia, effettivamente. Davvero. Ancora. Ma quanti cazzo si... vorrei darti una mano, ma... Cioè, via uno sotto un altro? Davvero. Rovinato la giornata. No, quelli non ci sono... Lo sai, vero? Tra un po' ti lasciamo in pace, Bill. Ok, dall'altra parte, a sinistra. Dai, indietro! Essere schifo. Raggiungiamo la collina. Vediamo se è la terza volta che proviamo a spingere Ellie, quelle... stai pronta? Ok, Ellie, metti in moto! Ah, sentito che roba, Bill? Beh, significa che l'hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion. Vai, vai, accelera! Da tornare indietro e stenderli tutti. Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill. Riguardo al tuo amico. È difficile. E io... Beh, Siamo pari? siamo pari. E allora vattene dalla mia città.
No, cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui. Continua, puntini. Odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Furbacchiona. Cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, Oh, smettila. stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Mi sto solo prendendo in giro. Ciao ciao amico! 242 miglia a Pittsburgh. Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. E adesso? Fanculo. Piano! Aiuto! Ti prego! Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Alone in a forsaken by pain and by man. Oh Lord, if you hear me, I can open Bene, ma non benissimo. Sto bene, sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu merda! Lasciami, pezzo di merda! Una calda accoglienza proprio. Muori. Sì, ti darò una bella lezione. Pezzo di merda! Forza, Cos'hanno questi tizi? prendi fiato. Ce ne andiamo. Attento! Merda! Sta giù! Riusciamo a farne una? No. Ehi, pezzo di merda! Oh! Dai, vediamo che sai fare. Finiamo. Joy, ora! Dietro di te!
Andiamo avanti con la serie di morti. Vieni fuori. Sull'autobus! Intanto curiamoci. Negozio! Che diavolo è successo qui? Il figlio di puttana è pericoloso. Ha ucciso tutti. Ne facciamo un altro. Dividiamoci. Guardatevi le spalle. Cazzo, questo turista ha le palle. Guardati intorno. Pezzo di merda! Pezzo di merda! Ci penso io! Sei mio. Avanti! Muoviti! Dannazione. Dove cavolo sei? Guardiamo all'interno. Gesù, Joe! Figlio di... Bene, credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Abbiamo sempre un colpo. No, non vedo niente, mi sa che abbiamo preso tutto. Abbiamo già preso. Controlliamo qui in zona, ma Di certo non si può tornare indietro di qua. direi proprio di no. Ehi, forse possiamo passare da qui. C'è qualcosa? Sì. Qui no, non c'è niente. Ah, un altro cassettino da aprire che c'è. E adesso arrivo un attimo. Molto bene. Carichiamo questo. Non c'è più niente a occhio. Vai!
Qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. È lì! Giusto. Ok, vai! Ok, ce l'ho! Molla. Guarda. Oh, un po' di morti. Allora, 8 da 5, scarpe 4 per, giacche, indumenti vari 6 per, gomme 4 per, medicinali vari 2 per, mensa. 8 del 6, scarpe 2 per, indumenti vari 3 per, zaino, cibo, scatola 3 per, cibo essiccato 4 per. 8 del 7, scarpe 4 per, giacche 2 per, indumenti vari 7 per, cibo essiccato 2 per. 8 dell'8. Niente, erano tutti troppo impegnati a dare la caccia alla pazza. Bah, chi sarà mai questa pazza? Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cavoli. Un sacco di gente non ce l'ha fatta. Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti. Ma la... Lo zucchero ossidato crea una coltre di fumo che ti nasconderà dai nemici. Si innesca generando una forte scoppio che stordisce i nemici presenti nel raggio dell'esplosione. Il fumo ostruisce il campo visivo dei nemici, bloccando le loro linee di fuoco. Sfrutta questo fattore per fuggire quando sei accerchiato, per attaccare rapidamente mentre i nemici sono storditi. Bene. Avanti, usciamo di qui. Ah, un esplosivo e lo zucchero. C'è qualcos'altro qui? Ah, gli armadietti qua non ho guardato. Ah, ecco, si poteva anche guardarli. Questo è vuoto. C'è un banco da lavoro magari. Manco morti. Va bene, continuiamo. Come lo sapevi? Di cosa? Dell'indossare. Mi sono schierato da entrambe le parti. Così uccidi un sacco di innocenti. Ah, le munizioni sono al massimo. Lo prenderò qualcosa. per un sì. Prendilo come vuoi. Ah, anche le forbici sono al massimo. Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, voglio dire. Vabbè, no. Un libretto. Soccorso potenziati, ora potenziati del 33%. Leggi. Aspetta. Nascondi. Vabbè. Leggi. Manuale medico volume 1. Maggiore efficacia nelle misure del primo soccorso sul campo. Le stecche sono utilizzate per migliorare una parte del corpo ferita. 1. L'utilizzo di supporti costituiti da oggetti rigidi è l'ideale, ma in mancanza di essi possono essere utilizzati anche indumenti arrotolati. 2. La stecca deve essere posizionata in modo da estendersi oltre le zone da immobilizzare. Se possibile includi anche le articolazioni sopra e sotto la ferita. 3. Fissa fermamente la stecca sopra e sotto zona ferita. Evita di annodare direttamente sopra la ferita. 4. Esamina una zona distale rispetto alla ferita per assicurarti che ci sia un adeguato flusso sanguigno verso l'estremità. Per il soccorso. Oh, sono diventato un infermiere ora praticamente.
Ah, un banco da lavoro. Bene, molto Ci bene. siamo. Allora, abbiamo 105 pezzi. La rivoltella però fa i suoi danni, nel suo piccolo. Però io punterei di più sul fucile a pompa. Che abbiamo velocità di fuoco che potrebbe andarci molto bene. Capacità di caricatore. Rinculo. No, qua ci servono 3 però per la portata. Allora, fucile da caccia, non possiamo farci niente. L'arco non lo utilizziamo. E io punterei. Li abbiamo giusti, canna e lunga. Ma io direi di fare questo. E ne abbiamo 25, facciamo velocità di ricarica. Molto bene. Ora ci siamo. Visto che abbiamo, in teoria forse riusciamo a prendere anche questi? Sì. Molto bene. Ah, c'era altra roba qui, non l'avevo neanche vista. Qua siamo al massimo. Va bene. Vada per... Aspetta che mettiamo un'altra pistola, che è meglio. Allora, io signori, mi fermo qui, visto che siamo al sicuro. Qua siamo al massimo, non possiamo fare altro. Va bene, io vi fermo qui, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Vi ricordo sempre di iscrivervi. Ah, aspetta, c'è questo qua da prendere, guarda, neanche... leggi. Una mappa degli appunti imboscata dei cacciatori. Vabbè. Vi ringrazio per la visualizzazione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Ancora grazie per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.